Il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta straordinaria di ieri, ha approvato all'unanimità la mozione Superstrada Pedemontana Veneta. La Regione Veneto esegua immediate verifiche straordinarie sull'esecuzione e sui materiali impiegati nelle opere in cemento armato lungo l'intero tracciato, a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei cittadini futuri utenti dell'opera e dei livelli occupazionali. La mozione era stata presentata l'11 luglio dalle opposizioni. Le verifiche sulla Galleria di Malo e sull'impiego dei materiali nei cantieri della Superstrada Pedemontana sono in corso, ha ribadito il presidente Luca Zaia, e vi confermo che non accetteremo la consegna dell'opera fin tanto che non saranno conclusi i collaudi. Se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare. Il presidente ha poi ribadito che la Pedemontana è un'opera strategica non solo per il Veneto ma anche per l'Italia. Il cronoprogramma di realizzazione è rispettato, ha aggiunto, e le opere verranno consegnate entro il 31 dicembre del 2020, ad eccezione della Galleria di Malo, oggetto del sequestro. Certo, ci sono almeno 3 aspetti di criticità, ha ricordato Zaia, e riguardano l'intersezione con l'autostrada A4 a Montecchio, ma la partita è già chiarita con il Ministero, l'intersezione con la A31 e il rinvenimento di discariche abusive. Nel confermare inoltre la massima attenzione alla salute e all'incolumità dei 1.600 lavoratori impegnati nei cantieri della Superstrada, Zaia ha concluso assicurando totale trasparenza sull'opera. Le carte sono a vostra disposizione, ha ricordato ai consiglieri regionali, e la struttura di progetto risponderà ad ogni vostra richiesta di informazione o documentazione.